Buon pomeriggio, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Anteprima Sport. Oggi una puntata importante perché parleremo di questo derby calabrese fra Cosenza e Reggina che si giocherà lunedì in posticipo. Parleremo anche di Serie A, di Serie C, perché c'è stata la settimana scorsa proprio il derby fra Catanzaro e Vibonese. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti. Come di consueto abbiamo ospiti collegati con noi via Skype, ma anche in studio. Ve li vado a presentare. Con noi questo pomeriggio Francesco Mannarino di Gazzetta del Sud e di Calabria Diretta News. Grazie, buonasera Francesco. Anna, buonasera e grazie dell'invito ovviamente. Buon pomeriggio anche a un ritorno qui da noi perché è un amico di Anteprima Sport, lo era anche con il collega Pippo Gatto negli anni precedenti e lo è anche quest'anno. Buon pomeriggio a mister Andrea Spinelli. Ciao Anna, grazie dell'invito, gentilissima. Mister, ultimamente la vediamo impegnato, ha deciso di investire anche in un'altra attività, è vero? Sì, diciamo che siamo ritornati alle origini dove sono nato, stiamo cercando di costruire una caffetteria nel centro storico e quindi purtroppo sono stato impegnato. Quindi ti chiedo scusa se magari non ho dato la possibilità e l'adito dei tuoi inviti in precedenza. No, invece la ringraziamo perché lei è sempre disponibile, preciso e puntuale. Insomma, abbiamo dato questa news che riguarda l'attività perché in tanti, soprattutto i tifosi del Cosenza, ma non solo, insomma, chiedono, so che vengono spesso da lei e chiedono... Perché abbiamo gli sconvolti, abbiamo tanta gente lì dei Rione Massa, Spirito Santo, sotto questo aspetto il centro storico si sta cercando di ridare e rivalutare principalmente per tutta l'immagine della città, quindi questo Cosenza dovrebbe crescere sotto tutti i punti di vista, quindi a noi ci fa estremamente piacere che vengano e ci dicano mister vado in trasmissione, magari vogliamo parlare del Cosenza e compagnia varia, quindi siamo qui e ti ringrazio sempre a priori. Allora, siamo qui, come diceva lei, potete interagire come al solito tramite il nostro numero WhatsApp, fare domande non solo ai nostri ospiti ma anche ai protagonisti perché avremo due protagonisti importanti di questo derby, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi che vedo già che è pronto in collegamento e è collegato anche con noi di Cosenza nel Cuore, Antonello Aprile. Buon pomeriggio Antonello, con te parleremo anche di tante novità che riguardano appunto l'associazione dei tifosi e supporters rossoblu. Intanto scusatemi ma iniziamo proprio diamo priorità al direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi. Innanzitutto direttore, grazie per essere intervenuto con noi questo pomeriggio. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora direttore, c'è questo derby alle porte, un derby importante perché insomma sono due squadre calabresi che stanno cercando di uscire da questa zona calda della classifica. La Reggina con gli ultimi risultati, possiamo dire i due pareggi e le due ultime vittorie, prima con Pescara e poi con Virtus Entella, due risultati importanti e quindi insomma frutto di un lavoro che sta facendo bene con mister Baroni. Sì, noi come il Cosenza, perché anche il Cosenza sta facendo un ottimo campionato, noi le ultime partite abbiamo un attimino aggiustato la classifica con qualche risultato importante, sicuramente avevamo lasciato qualche punto indietro nelle settimane scorse, ma adesso stiamo facendo un buon lavoro, il mister sta facendo un buon lavoro, però siamo consapevoli che siamo solo all'inizio di un grande finale di campionato che coinvolgerà diverse società, diverse squadre. Direttore, avete cambiato molto in questo calciomercato sessione invernale, la Reggina insomma, ha portato proprio a Reggio Calabria mi pare 11 giocatori, non vorrei sbagliare, ha cambiato qualcosa, vuol dire che magari si è aggiustato il tiro rispetto al calciomercato estivo? Ma sai, sono due motivazioni, uno può essere quando magari tu parti con una squadra e magari i risultati non vengono ed è chiaro che bisogna intervenire. L'altra soluzione è che cambiando mister siamo passati da un altro allenatore che aveva idee tattiche diverse, per cui insomma la squadra che era stata costruita per Mimmo Toscano magari non andava bene per Baroni, sicuramente allora dovevamo cambiare qualche ruolo. Pensavo di cambiare ma non così tanto, però era giusto mettere a disposizione un nuovo allenatore una squadra che calciasse bene per lui.
E poi, direttore, nelle scorse settimane, insomma, dopo alcuni risultati negativi, abbiamo sentito anche il Presidente che è andato in sala stampa e ha parlato magari di obiettivi diversi rispetto a quelli prefissati ad inizio stagione, forse perché il campionato è un campionato abbastanza livellato, equilibrato, un campionato difficile, poi comunque bisogna trovare l'amalgama della squadra, insomma tante le difficoltà all'inizio del campionato. Guardi, delle volte si fa, quando noi ci esprimiamo, può darsi che sbagliamo a esprimerci come magari veniamo interpretati male. Noi inizialmente, io col Presidente ci parlo tutti i giorni, volevamo essere e siamo ambiziosi. Delle volte l'ambizione non significa che vinci, l'ambizione è che devi essere consapevole di fare sempre qualcosa in più che ti aiuta a dare. Io l'ho fatto da giocatore, io credo di aver fatto una buona carriera da portiere, però non penso di aver avuto delle doti tecniche per fare chissà che cosa, però la mia ambizione, la voglia di arrivare, la voglia di lavorare mi ha sempre portato a fare qualcosa in più, per cui l'ambizione ci deve essere. È chiaro che non deve tramutarsi in presunzione, noi non siamo mai stati presuntuosi, siamo sempre stati ambiziosi, che se magari in modo sfortunato e tutto magari parlavamo di altre cose, ma nessuno da parte mia e da parte del Presidente siamo stati presuntuosi di dire che avremmo vinto. Sì. La sentiamo un po' male, direttore. Vediamo se possiamo ripristinare un attimino l'audio per capire proprio quest'ultimo concetto che stava esponendo proprio ai nostri telespettatori. No, dicevo, sì. Non so se mi sentite. Sì, adesso la sentiamo bene, sì. Che noi, io e il Mister, la società, non siamo mai stati presuntuosi, non abbiamo mai detto vinciamo. Siamo stati, volevamo essere, siamo ambiziosi. L'ambizione ti aiuta a dare qualcosa in più, poi per mille motivi, perché il calcio chi lo fa da tempo lo sa che ci può essere imponderabile, l'infortunio di troppo, il rigore sbagliato, qualche torto arbitrale anziché gol subiti in maniera strana, per cui quando tutte queste componenti ti vanno contro è chiaro che fai fatica. Se tutte queste componenti invece fossero andate per il verso giusto probabilmente avremmo parlato di altre cose, ma nessuno di noi, a cominciare dal Presidente, ha mai detto che avremmo vinto, ma l'ambizione sì, certo. Quello c'era e ci deve essere. Certo, bisogna essere ambiziosi anche perché insomma, l'obiettivo è quello di arrivare presto in Serie A, perché la Regina ha già calcato questi palcoscenici e quindi lei lo sa benissimo. Sì, l'ambizione è quella che un giorno la Regina possa arrivare in Serie A, però magari poteva essere quest'anno, fa 2 anni, fa 3 anni, questo non lo possiamo sapere. Ma quell'ambizione ti aiuta sempre a migliorarti, a cercare di guardare i particolari per dare qualcosa in più. E col tempo chissà che non si riesca a far tornare questa città dove merita. Direttore, come mai questo addio con Tempestilli durato un sodalizio durato soltanto 8 mesi? Guardi, io faccio la parte del campo, io mi occupo del calciomercato, mi occupo di stare vicino alla squadra, su altri campi sono discorsi societari che non voglio entrare. C'è Francesco Mannarino che forse voleva porle una domanda, è con noi in studio ospite. Sì, direttore, buonasera, intanto la saluto con affetto. Io l'ho ascoltata mentre diceva di questa presunta presunzione, in realtà è chiaro che non si tratta di una presunzione di voler vincere il campionato, però la domanda è questa, anzi le domande sono queste. Intanto rispetto agli acquisti, rispetto a quest'ultima fase in cui la Regina si è vista molto più propositiva rispetto magari al modulo precedente, alla tattica, alla tecnica precedente, se il campionato di Serie B che è in corso, che sappiamo tutti che è così equilibrato, può riservare qualche sorpresa, ovviamente dove la Regina può inserirsi in un quadro diverso da quello attuale. E poi, per rimanere sul tema assolutamente attuale della partita e del derby di lunedì, ha visto il Cosenza Calcio? Che partita si aspetta lunedì al Marulla qui a Cosenza? Guarda, la saluto volentieri anch'io e le rispondo. Per quanto mi riguarda dico che purtroppo ho spiegato prima, i campionati sono sempre indirizzati su delle situazioni, no? Magari siamo partiti che abbiamo avuto 12-13 infortunati, perché il Covid quest'anno secondo me ha condizionato molto le squadre, perché siamo stati fermi 5 mesi noi. Nel calcio non si è mai vista una squadra ferma 5 mesi, è chiaro che questo Covid ci ha un po' danneggiato, per cui fare i confronti non è mai
simpatico. Dico che sì, sicuramente da parte mia avrò sbagliato all'inizio qualche valutazione dei giocatori, perché altrimenti sarebbe troppo da poco persone competenti e serie dare colpa sempre alle casualità. Anch'io ho fatto degli errori iniziali di valutazione che ho cercato di aggiustare a gennaio. Per quanto riguarda il discorso dell'Arcosenza, è una squadra ben costruita dall'amico Trinchera, che veramente sono anni che fa un lavoro straordinario, una squadra che adesso a gennaio si è potenziata molto, perché ha preso dei giocatori importanti come Tremolada, non abbiamo ancora visto Mbakoko, che io vivendo a Modena l'ho visto diverse volte a Capri, un giocatore che se sta bene veramente può essere un'arma importante. È una squadra che ha dimostrato anche l'ultima partita contro Cittadella, non molla, una squadra che comunque crede nel progetto e nell'allenatore e nel gioco, e secondo me è una partita molto molto tosta. Direttore, invece per quanto riguarda l'arrivo di Baroni, so che non bisogna parlare magari degli allenatori che sono andati via, ma com'è cambiata la Regina? Noi abbiamo vinto un campionato con Mimmo Toscano che ha fatto un grandissimo lavoro. Mimmo purtroppo quest'anno, ripeto, per qualche errore mio di valutazione dei giocatori, per molti infortuni, perché abbiamo avuto parecchi infortuni, ma tantissimi, e qualche situazione che veramente nel calcio esiste, che è tipo la sfortuna, anche se non mi piace parlare di sfortuna, purtroppo siamo arrivati a un punto dove la squadra aveva bisogno di una sterzata. Nel cercare un allenatore che secondo me in Serie B può fare differenza, avevo individuato in Baroni, e con Baroni la squadra è cambiata, perché è cambiata anche a livello di giocatori, che gli abbiamo cambiato tanti giocatori a gennaio. È un allenatore che sa far giocare bene la squadra, è un allenatore che conosce bene anche le altre squadre, e onestamente abbiamo sempre tutte le domeniche meritato di giocarcela alla pari. Poi ripeto, domenica abbiamo vinto, qualche altra domenica non ci è andata bene, ma devo dire che Baroni sta facendo un grande lavoro. C'è mister Spinelli qui in studio, Andrea Spinelli, che vuole porle una domanda. Salve direttore, buonasera. Volevo chiederle questo. Lei pensa che da un punto di vista tecnico, al di là comunque delle squadre del livellamento che abbiamo parlato prima, il pubblico possa influire moltissimo su questa situazione, visto e considerato che ormai non esistono più partite interne e partite esterne, e questo è un rammarico, visto e considerato comunque dopo tanti anni il derby di lunedì sarebbe stato effettivamente un palcoscenico importante per ambedue le tifoserie. Ma io credo che lei abbia centrato un argomento importante. Società come squadre come Regina, come Cosenza, come Salernitana, faccio un esempio, giocare in casa è sempre stato un punto in più a favore della squadra di casa, perché quando si parla di 12° in campo, è la verità. Io ho fatto il calciatore, io dico, c'erano certe piazze quando andavi a giocare davanti a 50-60.000 persone o 15-20.000, tu sentivi la pressione, vedevi che gli avversari qui sono favorite tutte quelle squadre che non sono abituate a giocare con grande pubblico, e per loro è normale. Io credo che alla Regina, al Cosenza manca il pubblico. Ci sono delle situazioni che anche gli arbitri, no? Io faccio un esempio banale senza voler attaccare gli arbitri, per l'amor del cielo. A noi ci hanno buttato fuori al 20° del primo tempo con la SPAL Venezia perché ci fischi, no? Mi trova pienamente d'accordo. Mi trovo pienamente d'accordo, perché penso che l'entusiasmo, la determinazione, la voglia che possa dare, ecco, il pubblico influisca moltissimo, soprattutto nella costruzione della fase interna. Voi pensate, tipo, si è Cosenza ha preso un giocatore come Venezia, no? Abituato a giocare in palcoscenici importanti, viene al Granillo con 20-25.000 persone, dove io sono convinto che uno così può dare di più. Anche i nuovi che sono arrivati sentono che Cosenza, Reggio, Salerno, fa delle piazze, sono piazze importanti, ma è un discorso che te lo racconto, un discorso che tu lo vivi la domenica davanti a 20.000 persone. È diverso, c'è ti trascini in un modo diverso, c'è un discorso mentale, un'applicazione diversa. Come ha detto bene poc'anzi lei, giocare a porte chiuse non c'è dentro e fuori, praticamente diventa una lotta impari se noi volessimo dire che il pubblico di casa ti aiuta. E io credo che le piazze nostre del sud
ci sono sempre salvato nei 20 campionati perché il clima, l'ambiente ha sempre fatto la differenza. Direttore, invece per quanto riguarda la classifica, è una classifica abbastanza corta, soprattutto nella parte bassa, quindi insomma con 2 vittorie o con 2 sconfitte ci può trovare immischiati in zone abbastanza calde della classifica. E poi soprattutto le volevo chiedere, la Regina ci crede ancora, magari può puntare ai play-off? Guarda, quest'anno è un campionato anomalo, nel senso che è un campionato molto più forte e c'è una distanza tra play-out e play-off molto grande. Solitamente con 2 punti in più potevi agganciarti ai play-off, con 2 punti in più. La sentiamo un po' male, la sentiamo un attimino male, vediamo se riusciamo anche qui a ripristinare. Adesso mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, sì. No, dicevo che quest'anno a differenza che c'è una spaccatura in mezzo. Gli altri anni con 2 punti, 3 potevi agganciare i playoff, con 2 o 3 punti in meno ti ritrovavi nei play-out. Oggi ci sono pochissime squadre rispetto agli altri anni che lottano per salvarsi, per cui diventa più difficile. Perché il nostro obiettivo è quello di salvarsi, pensare a fare pensare di entrare altri obiettivi sarebbe presuntuosi, in questo momento non lo siamo, non dobbiamo essere. Dobbiamo lottare partita per partita per cercare di tenere questa categoria. L'ultima domanda poi la libero, direttore, so che è impegnatissimo anche in vista di questa gara importante di lunedì al Marulla. Quanto è importante avere una società solida alle spalle? Il presidente Gallo sta investendo molto lì a Reggio Calabria, all'inizio non avevate i campi d'allenamento, adesso è riuscito ad accaparrarsi anche il Sant'Agata, quindi insomma siete riusciti a creare piano piano entusiasmo anche per quanto riguarda il settore giovanile. Ma guarda, non la sentiamo. Vediamo adesso se possiamo. Sì, direttore, non la sentiamo perché la linea va e viene purtroppo. Quando i risultati vengono sempre se c'è una società dietro, perché altrimenti difficilmente tu ottieni i risultati se non c'è la società dietro. Noi abbiamo avuto la fortuna che con l'evento di Gallo non solo abbiamo migliorato le squadre potendo spendere qualche soldo in più, ma abbiamo preso un centro sportivo dove il Presidente giorno dopo giorno ha speso dei soldi per metterlo a posto, ha creato una società importante. Adesso noi abbiamo tutti i presupposti per essere una società all'avanguardia. È chiaro che questo bisogna ringraziare il nostro Presidente perché oltre a investimenti ne ha fatti parecchi, c'è anche la sua presenza, ci fa sentire mai soli, ma anche c'è la sua presenza sempre in modo positivo, e per chi fa tipo il mio lavoro è importante avere il supporto e la fiducia di un presidente, che poi lui ci trasmette a tutti tranquillità, essendo un grande imprenditore ci fa capire insomma che l'importante è dare tutto se stesso per ottenere i risultati. Facciamo un pronostico, all'andata è finita 0-0, se non ricordo male il Cosenza ha giocato anche gran parte della gara in 10, che risultato pensa di ottenere la Regina? Non è questione di scaramanzia, ma ognuno cerca di che noi possiamo vincere, è chiaro, ma io credo che sia una partita che il risultato non puoi prevederlo perché sono 2 squadre che lotteranno, sono 2 squadre che si prevalgono, per cui io credo che i particolari possono fare la differenza lunedì e bisogna essere, chi sbaglia meno veramente in questa partita secondo me riesce a portarla a casa. E speriamo che sia la Regina, è chiaro. Cosentini speranno i Cosentini di Cosenza. Certo, sentiremo poi Kevin Marulla cosa ne pensa anche al riguardo. Grazie direttore, grazie per essere stato questo pomeriggio con noi e in bocca al lupo per tutto. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo anticipato un po' insomma, gli argomenti, andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda la Serie B anche il prossimo turno, perché c'è l'Empoli che è in testa a 43 punti, seguito da Monza e Chievo a 39, la Salernitana a 37, il Cittadella a 36, la Spal e il Venezia a 35, a 32 troviamo Lecce e Pordenone, 29 il Frosinone, a 28 il Pisa, Vicenza Regina a 25 punti, Brescia e Cremonese
con 23, Cosenza 22, Ascoli 21 insieme alla Reggiana, Virtus Entella e Pescara chiudono la classifica a 17 punti. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B. Mi pare che l'anticipo di oggi è proprio quello fra Monza e Pisa, poi ci sarà Brescia-Chievo, Cosenza-Reggina che si giocherà in posticipo lunedì alle 21, Cremonese-Lecce, Pescara-Venezia, Pordenone-Cittadella, Reggiana-Ascoli, Salernitana-Vicenza, Spalla-Empoli e Virtus Entella Frosinone. Allora, siccome ho sentito poco anche Antonello Aprile, perché avevo chiesto infatti se voleva porre una domanda al direttore, però mi ha detto che era la stessa che ha già posto il tecnico Spinelli. Allora, partiamo proprio da te Antonello, una gara importante quella di lunedì, una gara da dentro fuori si può dire per quanto riguarda il Cosenza, che assolutamente deve tornare a vincere al Marulla perché la vittoria manca da circa un anno. Io sento tantissimo, non so come senti la mia voce. Sì, ti sentiamo un po' robotico. Ti sentiamo un po' robotico. Vediamo un attimino se possiamo ripristinare il collegamento anche con te. Innanzitutto parto da Francesco, insomma questa è una partita importante soprattutto per quanto riguarda il successo che in casa manca da tanto tempo. Sì, sono assolutamente d'accordo, anzi faccio una premessa un passo precedente. Non penso sia da dentro fuori, perché il campionato di Serie B è un campionato davvero troppo lungo. Certo, siamo arrivati in una fase adesso abbastanza importante e in una fase in cui i punti servono, pesano e come in un campionato proprio perché è così lungo. Con la Regina io penso che il Cosenza debba fare un salto di qualità in più, che è quello che è mancato finora. In casa non ha vinto il Cosenza da mesi e mesi, anzi in questo campionato non ha mai ha segnato ma non ha mai vinto. Con la Regina il mister, cara collega Anna, cari telespettatori, do una notizia in più. So che i tifosi si stanno organizzando non tanto per entrare allo stadio, perché sappiamo che soltanto noi addetti ai lavori abbiamo questa fortuna di poter vedere le partite in diretta, ma di assistere un po' al prepartita della squadra prima e dinanzi allo stadio per dare un supporto in più. Ebbene, il Cosenza può dare questa svolta al campionato, e con la Regina, anche perché è un derby, anche perché servono i punti, insomma qualcosa in più ci vuole. Però attenzione, perché si incontra, come ha detto il direttore sportivo Taibi, una Regina in forma, una Regina che ha cambiato modulo, una Regina che ha cambiato molto, così come anche il Cosenza. Io penso sarà una bella partita. Sarà una bella partita sia per noi che vedremo dalla tribuna i giocatori, sia per chi vedrà da casa questo campionato di Serie B, che io penso ancora possa riservare diverse sorprese per il Cosenza e per la Regina. Ne parliamo tra pochissimo ancora, perché ci dobbiamo fermare per una pausa. Seconda parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati parlando di derby e ovviamente di Cosenza Regina. Siamo in collegamento anche con il team manager del Cosenza Calcio, Kevin Marulla. Buon pomeriggio Kevin e grazie per essere nostro ospite. Sappiamo che sei impegnato lì con il Cosenza sul campo del Montalto, però ti ringraziamo per averci concesso questi pochi minuti, insomma, per parlare del derby. Buon pomeriggio a te Anna, per me è un grande piacere, grazie a voi dell'invito. Allora, io pochi minuti fa stavo parlando con Antonello Aprile proprio in vista del derby, una partita che dicevamo importante. Iniziamo proprio da te Antonello e poi facciamo le domande a Kevin. Ecco. Sì, il derby è sempre il derby. Un abbraccio a Kevin. Ciao Antonello, un caro saluto. Sì, certo, come diceva anche il direttore Spinelli, senza pubblico è tutta un'altra cosa, ma stiamo cercando di dare supporto dall'esterno, diciamo, un po' come abbiamo fatto nel finale della scorsa stagione, per quello che si può fare. Ed è un derby che avviene, è in un momento delicato, e quindi sicuramente ancora più atteso.
Kevin, che partita sarà secondo te? Tu hai assistito insomma, a tanti derby in passato, all'andata è finita 0-0, se non ricordo male il Cosenza ha giocato per molti tratti in 10 uomini con un uomo in meno, insomma è una partita importante soprattutto perché in casa la vittoria manca da molti mesi. Sì, assolutamente, abbiamo vissuto dei derby già con la Reggina per quanto fosse Serie C. Adesso ritorna anche in B, in casa da noi, non si vedeva da molti anni. È un peccato innanzitutto che non ci siano i tifosi, quello sicuramente, perché sono proprio queste le partite che danno uno spot bellissimo per il calcio calabrese in Italia e nel mondo, quindi questo sicuramente è un peccato in generale. Per quanto riguarda la partita, da adesso è normale che i punti iniziano a essere importanti, a essere pesanti, ma non viviamo con l'assillo perché quello non può che portare cose non buone. Bisogna essere sereni, essere lucidi. Chiaramente non è una partita come le altre, questo si sa ed è inutile nasconderlo, però la ricetta secondo me in questi casi è sempre quella della lucidità e di fare in campo quello che stiamo facendo da inizio anno, perché non siamo mai stati come dire, deficitari come prestazioni, ma siamo sempre stati in partita contro tutti per 90 minuti, quindi abbiamo le idee chiare, il mister e la squadra sono compatti, il direttore e il presidente insieme hanno fatto un ottimo lavoro a gennaio e adesso pian piano si inseriranno i nuovi, oltre a Tremolada, a Gerbo, che hanno già fatto vedere delle buone cose, è rientrato finalmente in gruppo anche Crecco, perciò gli ingredienti per essere fiduciosi ci sono, a partire già da lunedì, ma con la massima lucidità. Oggi pomeriggio lo ricordiamo, se non sbaglio intorno alle 18 c'è questa diretta proprio per la presentazione dei nuovi arrivi, ci sarà il presidente, ci sarà il direttore sportivo, insomma una conferenza stampa alla quale però non possiamo partecipare né noi addetti ai lavori né purtroppo i tifosi, però insomma che vi invitiamo a seguire tutti sui canali social. C'è mister Spinelli che voleva porti una domanda. Ciao Kevin, un abbraccio mister, che piacere sentirti. Ascolta, come hai detto tu, effettivamente il derby è sempre un'incognita, è una partita comunque soprattutto con le porte chiuse da 1x2, ma al di là di questo volevo capire sotto l'aspetto tecnico-tattico e principalmente fisico come stavano i nuovi, ma hai già detto che qualcuno si è già aggregato, la condizione com'è, se possono dare qualcosina in più. E soprattutto io penso che con questi nuovi acquisti che il direttore ha messo a disposizione del mister Occhiuzzi, penso che la qualità di questa squadra debba sicuramente uscire fuori adesso, quindi abbiamo bisogno anche di forzare un pochino la mano. Tu che ne pensi? Sì, no, assolutamente, io sono d'accordo e penso che il mercato di gennaio sia stato un mercato importante. I giocatori che sono arrivati non hanno bisogno di presentazione perché da Trotta a Mbakovu, passando per Tremolata, Gerbo, anche il ragazzo Greco è un aspetto interessante che il direttore è riuscito a riportare in Italia dopo l'esperienza con la Fiorentina. È un mercato secondo me importante e sono sicuro che pian piano darà i suoi frutti. Al momento è chiaro che qualcuno non può essere al 100% di questi nuovi, però contiamo di averli a regime nelle prossime settimane. Non tantissime, ecco, diciamo che dovrebbero essere a regime tutti quanti nel giro di un paio di settimane, però Trotta l'abbiamo visto in Cittadella, ha fatto la sua parte, Mbakovu è quasi pronto e quindi io credo che c'è da essere fiduciosi perché come dicevi tu il livello della qualità ma anche dell'esperienza nel campionato cadetto si è alzata notevolmente. Per quanto riguarda il resto della squadra, l'abbiamo visto anche a Cittadella, fino al 90esimo siamo stati nella lora di rigore e probabilmente se ci fossero stati altri minuti a disposizione eravamo una squadra che stava meglio, ecco, nel finale di partita, quindi la condizione in generale è alta e ripeto, siamo in fiducia, secondo me la squadra non perde da 5 giornate non a caso. Stiamo trovando delle maggiori rispetto a quelle che già avevamo quadrature ed equilibri e quindi davvero l'unico peccato è che non ci sono i tifosi perché i derby sono sempre tirati, sono sempre equilibrati e lo abbiamo visto in queste partite, a volte avere la spinta durante uno 0-0 tu mi insegni che ti può dare quella scossa in più per andare a fare gol.
però cercheremo le motivazioni pensando a chi ci guarda da fuori e a chi ci sostiene da fuori, che saranno in tantissimi. Allora, c'erano due domande. Iniziamo da Antonello Aprile, che mi ha chiesto la parola proprio via messaggio, una domanda da parte sua, e poi subito Francesco Mannarini. Kevin, Crecco invece si sta allenando, che cosa mi dici di questo giocatore? Che è un profilo interessante, può servirci parecchio. Sì, Crecco è un altro degli ottimi acquisti del direttore sportivo Trinchera, e si sta allenando da 2 giorni. Sfortunatamente proveniva da una bolla lì al Pescara a causa di un positivo proprio il giorno in cui è andato via, quindi per quelle che sono le regole ferree di questo protocollo non abbiamo potuto farlo allenare fino a ieri con la squadra, anche se individualmente è riuscito a lavorare per non perdere la condizione, quindi adesso si tratta solamente di conoscere il più velocemente possibile i meccanismi della squadra, ma il giocatore è di valore, ha giocato fino all'altra volta col Pescara, quindi è solo una questione di inserimento, ma per fortuna si può dire che da ieri è arruolato e arruolabile. C'è Francesco Mannarino che ti pone una domanda, Kevin. Kevin, intanto ciao, un saluto affettuoso e ovviamente Un un grande abbraccio, in bocca al caro. lupo. A livello proprio giornalistico, noi abbiamo sentito il DS della Regina Tebbi che era molto carico, ripeto, proprio per curiosità giornalistica, un po' per entrare nel clima partita, un po' più nello specifico, perché purtroppo, come sappiamo, non possiamo seguire gli allenamenti come facevamo un tempo. Ma come sono i ragazzi? Come li stai vedendo i ragazzi? Ma soprattutto, pensi, senza avvantaggiare la Regina, ci mancherebbe altro, pensi che il mister Occhiuzzi possa cambiare qualcosina a livello tecnico, ma soprattutto tattico, con l'innesto dei nuovi arrivi? Dacci qualche anticipazione a proposito di formazione. Certo. No, io il mister insomma ha piena autonomia, insieme al direttore si occupano degli aspetti tecnici in maniera egregia, quindi anche se lo sapessi non potrei svelare nulla, ma non lo so perché chiedo poco. Quello che posso vedere... Anche se Kevin nell'intervista fatta dal mister la settimana scorsa, la partita scorsa, si è schierato con 2 moduli, quindi l'ho già detto. Sì, poi il mister insomma durante la partita, ogni partita ha una storia a sé, il mister da questo punto di vista ha una conoscenza ampia di ogni sistema di gioco, quindi poi in base alla partita, al momento, quello è una cosa che a volte neanche si può... Conoscendo mister Occhiuzzi, che è talmente meticoloso nella scelta e nell'osservare le squadre avversarie, penso che non ci dorma la notte per cercare di affrontare questa Regina nel miglior modo possibile. Ma lui sempre è sul pezzo H24, quando rientriamo dalle partite già nel pullman è lì che comincia a studiare gli avversari. Quindi è già concentrato. Kevin, ti faccio una domanda di un nostro telespettatore. Dal derby in poi il Cosenza ha un ciclo non proprio tranquillo, dopo la Regina si va a Lecce, poi abbiamo il Chievo e subito ancora il Brescia, Frosinone e la Salernitana, quindi una serie di partite che segneranno decisamente il cammino dei lupi. Ecco, come ci si prepara a questo sia mentalmente che atleticamente? Lo so che si pensa partita per partita, però insomma è giusto anche guardare dopo il derby, ecco. Sì, sicuramente è normale che il calendario è un fattore, fa parte di questo sport, ma ormai si guarda veramente sempre meno, perché poi l'abbiamo visto anche quest'anno, senza andare troppo lontani, senza voler andare a vedere quello che è accaduto l'anno scorso dopo il lockdown, insomma, avessimo fatto delle tabelle non credo sarebbe stato utile rispetto poi a quello che siamo riusciti a fare. Anche adesso secondo me è superfluo, perché abbiamo visto quest'anno magari di andare a vincere a Frosinone, dove magari inizialmente non te lo aspetti e magari poi non riuscire a vincere altre partite. Quindi davvero io credo, come il mister e il direttore hanno sempre detto, che poi alla fine quello che conta è il percorso di crescita. Studiare sì gli avversari, ma crescere e pensare alla propria crescita della squadra e del gruppo. Questo credo sia l'aspetto più importante e quello che ha fatto la differenza in questi anni, quello di pensare soprattutto a noi stessi. E quindi sinceramente il calendario lo si guarda sempre meno in questi anni. Io sono giovane a livello dirigenziale, ma posso dire che più passa il tempo, più i calendari lasciano il tempo che trovano, perché davvero la Serie B soprattutto è imprevedibile, e secondo me si perdono solo energie a vedere il calendario e a fare tabelle o a calcolare dei percorsi. È più importante secondo me concentrarsi sul lavoro e
colmare quello che c'è da colmare, perfezionare quello che c'è da perfezionare e continuare a essere forti nelle certezze che abbiamo. Secondo me la ricetta è sempre questa, veramente, non perché per fare retorica, ma davvero poi il calcio lo fa vedere ogni domenica, con risultati magari che non ti aspetti, quindi è inutile guardare il calendario secondo me. E invece guardando la classifica, Kevin, è una classifica che soprattutto in basso è molto equilibrata, quindi vincendo o perdendo una partita si può essere più in alto possibile oppure magari invischiati nella zona calda. Sì, questo sicuramente è un aspetto positivo perché ti permette di lavorare con la consapevolezza di poter dare una svolta alla stagione in qualsiasi momento, ed è proprio quello che cerchiamo, perché sentiamo di meritarlo. Ora siamo al terzo anno di Serie B, il lavoro fatto finora è stato egregio da parte della proprietà e del direttore, del mister, da quando ha preso le redini della squadra, quindi quello che vogliamo fare è continuare a lavorare per consolidarci, e sicuramente sperando di portare a casa il successo in casa, che quest'anno ancora non è arrivato. Speriamo, perché no, di farlo in una gara così importante e così sentita. Infatti ti chiedo proprio un pronostico, l'avevamo chiesto anche prima al direttore sportivo Taibbi, ovviamente lui si è espresso in favore della sua squadra, della Reggina, immagino che tu lo faccia anche in favore del Cosenza. Assolutamente, io spero e sono convinto che faremo una grande partita e speriamo che possa essere la volta buona. Non dico nulla sul risultato per scaramanzia, non so se il direttore Taibbi si è espresso anche su quello, ma io evito e spero soltanto che possiamo portare a casa questa vittoria, perché come dicevo prima la scossa a questo campionato, la svolta te la può far avere in qualsiasi momento, con la classifica così corta, e noi siamo in cerca di quella scossa, ecco, per dare una svolta. Grazie Kevin, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Anna, e un saluto a tutti gli ospiti e telespettatori. E ricordiamo che alle 18 circa questo pomeriggio ci sarà questa presentazione dei giocatori, dei nuovi arrivi proprio nella società rossoblu. Allora io volevo far vedere la copertina, a proposito, visto che stiamo parlando di Cosenza, la copertina di Cosenza nel cuore, perché Antonello c'è questo nuovo numero 0, possiamo chiamarlo così, che è uscito a gennaio. Si tratta di appunto Cosenza nel cuore Magazine, il patrimonio del Cosenza. Avete messo la foto di Occhiuzzi proprio in prima pagina perché ovviamente secondo voi è un patrimonio da tenersi stretto veramente. Sì, questo è un nostro nuovo progetto, un magazine che mira a mettere nero su bianco, no, le nostre attività, i nostri progetti, i nostri pensieri, gli approfondimenti sul Cosenza Calcio. Questo è il numero 0 uscito, a breve uscirà il numero 1, il primo l'abbiamo dedicato a Roberto Occhiuzzi, patrimonio proprio del Cosenza, non solo a livello contrattuale, ma lui proprio ci tiene molto a questa carica e al ruolo che ha, in quanto ovviamente cosentino. La foto, tra l'altro, ci tengo a dirlo, è dell'archivio Tucci Pescatore, e la grafica di quella copertina è di Lucio Gabrielli, e quindi abbiamo noi associati fatto questo progetto per appunto vedere da diverse angolazioni e concentrare tutto su questo magazine, che potete consultare online sulla nostra pagina Facebook Cosenza nel Cuore Supporter Trust. Cosenza del Cuore è sempre stata attiva per quanto riguarda iniziative importanti. Ricordo le foto che sono nel sottopassaggio, è una bellissima iniziativa di cui abbiamo parlato tante volte in passato. Ma quanto è difficile per un tifoso seguire la propria squadra del cuore al di fuori degli spalti dello stadio? Ne abbiamo parlato tante volte con gli addetti ai lavori, ma non l'abbiamo mai chiesto a un tifoso diretto. Lo chiediamo a te. Ma sicuramente sofferenza ancora di più, non solo quando guardi le partite, ma proprio vederle dare moto sicuramente diventa poi un problema alla lunga. Quasi ci stiamo abituando, però ovviamente non è un'abitudine positiva, nel senso che ci manca molto lo stadio, e quindi spero che magari nel finale di questa stagione, come un po' è successo l'anno scorso, di poter ritornare allo stadio, seppur in una minima quota di spettatori, però
meglio di niente, è sicuramente un vantaggio per noi tifosi e anche per la squadra. Volevo un attimo, come dire, ritornare alle nostre attività, se mi consenti, Sì, come Anna. no, sì. Brevemente, noi abbiamo fatto un comunicato perché siamo anche concentrati sul sociale, Sì. abbiamo fatto una nota stampa molto condivisa e quindi ringraziamo tutte le testate di informazione che hanno condiviso questo nostro comunicato riguardo a questa uscita un po' infelice, a nostro avviso, dell'associazione Catanzaro nel Cuore, omonima fino a un certo punto di Catanzaro, che ha commentato questa notizia sull'apertura del corso di medicina e chirurgia con tecniche digitali, quindi non è proprio facoltà di medicina, certo. a Rende, e noi abbiamo commentato ponendo un accento forte su questa loro contrarietà, loro la chiamano addirittura golpe, ci è sembrato veramente un modo di dire completamente abnorme, e noi abbiamo voluto appunto porre questo accento e stigmatizzare questa loro presa di posizione, invitando addirittura loro, scrivono, il comune di Catanzaro, la provincia addirittura a fare ricorso al TAR, quindi un po' troppo abnorme. certo. È incredibile questa cosa, perché poi ci lamentiamo che Corrado Augias ci definisce terra perduta, ma se questo è quasi un vietare il diritto allo studio ai calabresi, no? Che poi sono costretti a uscire fuori dalla Certo. regione, quindi non solo per la salute e per il lavoro, ma anche addirittura per lo studio, quindi diventa veramente una cosa paradossale, e noi abbiamo voluto porre appunto questo accento forte, e ringraziamo tutti gli organi di informazione che hanno condiviso il nostro comunicato. E noi siamo d'accordo con voi, perché insomma bisogna aprire il territorio, non essere sempre troppo campanilistici, e quindi Francesco Noi non l'abbiamo rimane... fatto per campanilismo, perché se fosse stata a Reggio avremmo scritto La ugualmente. stessa cosa, Quindi, certo. Sì, Anna, ne approfitto per salutare l'amico di Cosenza nel Cuore, perché io stesso ho scritto sulle pagine di Gazzetta del Sud, ho seguito e continuo a seguire con attenzione questa vicenda della facoltà di medicina all'Unical. Ho ospitato Catanzaro nel Cuore, ospiterò ovviamente, se mi fanno avere il comunicato, anche gli amici di Cosenza nel Cuore. Al di là del derby, chiamiamolo in questo modo, qui non si tratta di un derby, qui non si tratta neanche, se proprio vogliamo uscire un po' dal mondo calcistico, ma non è questa la trasmissione adatta. Ma qui si tratta nemmeno di campanilismo, si tratta di una possibilità per un territorio che non è quello rendese ma è quello calabrese. Mi fermo qui, perché poi parliamo di calcio, continuiamo a parlare di Cosenza, di Regina e di quello che è. Saluto Cosenza nel Cuore. Ne parleremo poi in un'altra occasione. Intanto mi chiedono dove si può seguire la presentazione dei nuovi: sulla pagina Facebook del Cosenza Calcio, e poi al mister invece più che il calendario bisogna guardare la classifica. I 3 punti di lunedì sono fondamentali, questo lo scrive Carlo Aprile, che salutiamo. Ma sicuramente i 3 punti farebbero un salto di qualità non solo alla squadra ma completamente a tutto l'ambiente, visto oltretutto che manca da un po' di tempo la vittoria. Ma se vogliamo ritornare a quello che si diceva prima, manca l'adrenalina del pubblico, manca l'adrenalina dei calciatori, che è qualcosa di importante in questo sport. Quindi avere 3 punti a disposizione sicuramente farebbero vedere un aspetto diverso della nostra squadra. Quindi c'è l'obbligo, io l'ho detto perché in questo momento, ne abbiamo parlato prima con Kevin, penso che la stina del Cosenza si sia alzata, bisogna solo aspettare la condizione fisica di questi elementi che faranno parte sicuramente del gruppo, perché sotto l'aspetto sia tecnico che qualitativo l'asticella oggi si è già alzata sotto l'aspetto non solo della professionalità dei ragazzi che sono arrivati, ma principalmente sotto l'aspetto dell'esperienza, perché in B, ne parlavamo anche prima, è un campionato difficilissimo dove non puoi affrontarlo con delle incertezze, bisogna avere delle certezze, e oggi questa squadra penso che anche sotto il profilo dell'età sia alzata leggermente e quindi abbia portato un entusiasmo diverso, soprattutto nel gestire la gara nei 90-95 minuti che sono a disposizione.
Per quanto riguarda magari Roberto o Chiuzzi in questo caso, che giustamente hanno dato adito della copertina, il numero 0, penso che sia l'anima di questa squadra, di questa società. Perché però, mister, guarda, ha dato un'identità, ha dato delle guarda, linee guida. Non tutti i tifosi, non per interromperti, così mettiamo, Anna, se permetti un Certo, po' di no. pepe anche alla discussione, che forse non va mai male. Partecipando anche ad altre trasmissioni, ma un po' seguendo le dinamiche dei tifosi, sai che non tutti i tifosi, mister e Anna, sono d'accordo sul fatto e sono concordi sul fatto che il mister Chiuzzi abbia delle qualità? Sai perché? Qualcuno lamenta il fatto, e non so fino a che punto possa essere vero o no, io per esempio non sono d'accordo, che magari sui cambi va un po' in difficoltà, sul cambio modulo va un po' in difficoltà. E rispondo subito e dico, teniamo in considerazione mister, che la faccio rispondere fra un attimo perché Ok. incombe la pausa pubblicitaria. Rimaniamo con Spazio questa alla risposta pubblicità. del mister subito dopo la pubblicità. Terza parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati col mister che stava rispondendo proprio al quesito che aveva posto un minuto fa Francesco Mannarino. Allora mister, continui lei. No, io dico nella risposta giustamente che ci sta tutta, perché effettivamente se ne dicono in tanti modi, però bisogna anche tenere in considerazione che al di là di questo è un tecnico emergente, bisogna concedergli anche la possibilità di poter sbagliare. Io penso che in questo momento il tecnico stia sbagliando il meno possibile, anche con quello che gli è stato messo a disposizione precedentemente. Infatti io ho subito ribadito che adesso bisogna alzare l'asticella, quindi adesso bisogna capire un attimo, perché questo Cosenza ha messo tanta qualità, ha messo calciatori di esperienza, e quindi in questo momento non ci si può solo accontentare, ma da un punto di vista organizzativo di una squadra di calcio e di un'identità di una squadra di calcio, io penso che al tecnico in questo momento non gli si possa chiedere niente, perché al di là di tutto viene da una salvezza impossibile e che ci è riuscito. Adesso io non voglio sapere come e quando, però ci ha fatto rivedere un altro anno di B. Nella fase iniziale gli è stata data la possibilità di poter allenare di nuovo in B, e comunque gli sono state fatte delle promesse con dei calciatori che la B non l'hanno mai vista, e nonostante ciò comunque si è dimostrato di non perdere contro le più grosse squadre blasonate della Serie B nella fase iniziale. Quindi ha dato un'identità di gioco, ha dato un'identità e un carattere a questa squadra, quindi bisogna fargli solo i complimenti. È normale. Adesso, giustamente, il direttore si sono resi conto di alcuni errori che sono stati commessi e gli hanno dato un po' di qualità in più. Adesso sta al tecnico, giustamente, perché sta crescendo anche l'esperienza sua sotto tutti i punti di vista. Non ci dimentichiamo che è una squadra che mi sembra che ha una delle migliori difese del campionato. La terza o la quarta. Ecco, sì. E quindi da un punto di vista proprio organizzativo della fase difensiva non bisogna dirgli nulla. Conosce le squadre perché cioè sono con lo staff a visionarle in continuazione per cercare di migliorare questa squadra. È normale che poi, se tu non metti qualcosa in più attraverso la qualità dei singoli, e questo lo abbiamo visto con l'ultimo intervento magari di Tremolata, che ti ha dato la possibilità di avere qualche punto in più e non è nelle condizioni tali ancora di esprimersi secondo me al meglio, perché questo è un buon giocatore di Serie B, e quindi diamogli questo tempo, perché anche attraverso gli errori ci si può migliorare. Però io penso che in questo momento al tecnico non bisogna dirgli nulla, bisogna fargli solo un plauso, che è stato quello che ha organizzato uno spogliatoio che forse non esisteva e che oggi c'è, e quindi c'è un'anima, c'è un cuore, e questi ragazzi in questo momento bisogna dargli fiducia. C'è una... Posso dire una cosa? Sì, come no, certo Antonello, intervieni pure. Riguardo al quesito di Mannarino, con Chiuzzi è elogiato da tutti gli addetti ai lavori, io parlo di allenatori delle altre squadre di Serie B, certo, e anche da direttori sportivi, quindi voglio dire, è una squadra che gioca bene, una delle poche squadre che gioca bene, nonostante ovviamente, come si diceva prima, il mercato che è andato a singhiozzi, certo, diciamo così, all'inizio dell'anno, e quindi si è dovuto barcamenare tra giocatori stranieri all'esordio della categoria, giovani, e non era per niente facile. Quindi voglio dire, più di questo Chiuzzi che cosa doveva fare?
Certo, non poteva fare altrimenti. Vediamo tantissimi i Con messaggi questo che però ci non è stanno. una giustificazione, perché adesso deve dimostrare. Certo. Ecco, non vogliamo essere di parte e difendere l'allenatore, assolutissimamente, però io penso che nelle condizioni che è stato messo, penso che abbia tirato il massimo da questa squadra. Oggi ci deve dimostrare che abbiamo bisogno di punti, soprattutto al San Vito, Marulla. Ma poi in campo ci sono i giocatori. E infatti, quindi ecco perché dico, tutti. oggi c'ha la qualità e oggi la deve mettere a disposizione di questa squadra. Ciao a tutti, 22 partite e 3 vittorie se non vinciamo. Diciamo che lunedì non è fondamentale vincere, come ho sentito prima in trasmissione, stiamo parlando di un altro sport. Fuori gli attributi e si vince sicuro. Noi lo speriamo di vincere. Intanto chiedo a Francesco, gli acquisti di Gerbo e Crecco, giocatori polivalenti che si aggiungono a Corsi, credo siano stati finalizzati al fatto che il mister voglia far giocare sempre Gerbo a destra e uno tra Corsi e Crecco a sinistra, fermo restando il modulo preferito che resta il 3-4-1-2. Occhiuzzi si riserva così la possibilità, senza operare sostituzioni, di passare agevolmente al 4-3-1-2 o al 4-2-3-1. Che ne pensate? Lo chiediamo prima a Francesco e poi a mister. Super tecnici i nostri e non è una critica, ma assolutamente. ci fa piacere. Guarda Anna, io cerco di dire una cosa abbastanza semplice. I tifosi, la tifoseria del Cosenza, non voglio parlare della tifoseria della Regina e delle altre squadre perché ne sono un po' meno a conoscenza, ma la tifoseria del Cosenza devo riconoscere che è davvero ad un livello molto alto. Non so se il mister è d'accordo con me, perché guarda, me ne sto accorgendo dalla trasmissione e delle domande che ci pongono. La domanda del nostro amico telespettatore è davvero molto tecnica e risponde in maniera, spero, adeguata per chi ci ascolta. Io anzi anticipo quello che sto pensando e sto valutando da tempo, osservando un po' più da vicino il mister. Io penso che il mister abbia un'idea adesso nelle ultime settimane, con gli innesti avvenuti con il calciomercato, di un modulo un po' leggermente diverso. Abbiamo visto, abbiamo notato che il mister Occhiuzzi ragiona per coppie. In difesa ragiona con la coppia Idda, Legittimo che non sta riposando affatto, sulle fasce laterali sempre a coppia. Adesso penso che stia valutando un cambio di modulo. Volete vedere, vogliamo scommettere, amici e tifosi del Cosenza, che lunedì assisteremo ad una nuova formazione che noi addetti ai lavori e voi tifosi non ci aspettiamo? Sapete perché? Intanto con gli ultimi acquisti io penso che la qualità, come riportava il mister poc'anzi, sia assolutamente elevata. Hanno portato acquisti, hanno portato giocatori con più esperienza ed è quello che mancava al Cosenza, quindi con tutto il bene che vogliamo ad Angioletto Corsi, con tutto il bene che vogliamo al capitano storico che ci ha salvato e ha fatto il gol col Cittadella, che ringrazieremo, però abbiamo bisogno di una qualità, mi permetto di dire questo, per nulla togliere alla persona Corsi, però diversa rispetto a quello che abbiamo avuto adesso. E io penso che i nuovi acquisti, Crecco, Genco, Schiavi, non dimentichiamo che Schiavi, che non è un acquisto, ma che secondo me può essere definito tale, perché non era nelle grazie del mister, ma adesso io penso che possa essere ritornato titolare a tutti gli effetti e quindi considerato un nuovo acquisto del Cosenza, così come Tremolata, così come il centrocampo che sta funzionando benissimo con Petrucci e Sciodone. Io penso che il Cosenza può ritagliarsi uno spazio diverso rispetto a quello attuale, al di là del modulo, Vanna. Mister, con lei voglio parlare di questo. Sì, no, ma ci mancherebbe, perché poi ognuno ha le proprie idee. Quando si parla magari dei singoli, il tecnico di una squadra ragiona sempre sul gruppo, ed è normale che, riferendoci magari a quello che mi stavi chiedendo a Schiavi, ma mi sembra che Schiavi sia stato uno che ha spinto il mister Occhiuzzi a diventare tecnico del Cosenza Calcio, quindi non vedo questa situazione. Poi bisogna stare sempre all'interno di uno spogliatoio, perché bisogna conoscere quello che succede all'interno di uno spogliatoio e bisogna avere la chiarezza, certo, di poter dire determinate cose. Io vedo che in questo momento c'è un gruppo coeso, vedo che c'è un gruppo che segue il tecnico in tutto e per tutto, al di là della qualità che può avere il singolo, perché, e mi soffermo e parlo da un punto di vista tecnico, per mantenere quello che abbiamo detto prima, e ne discutevamo, l'intensità di una gara sempre al massimo livello, c'è bisogno a volte dei cambi, perché
non sono dei robot questi ragazzi, Certo. è gente umana, quindi sotto questo aspetto bisogna capire tutta la settimana come si svolge per cercare di capire qual è l'intensità che va ad affrontare la squadra avversaria. Sotto questo aspetto, e siccome lui, ripeto, io l'ho avuto come calciatore, il mister Occhiuzzi, quindi lo conosce ve lo dico, bene. è maniacale in tutto, studia alla perfezione le squadre avversarie. È normale che lui stesso ha detto che oggi si sta cercando di capire e di sviluppare più soluzioni tattiche proprio per affrontare delle squadre l'una diversa dall'altra. E in questo lui, attraverso le qualità che tutti i giorni ha sotto gli occhi, cerca di metterle a disposizione. Ma poi lui lavora molto sull'aspetto psicologico. Perfetto, e avendo è un'intensità importante. estremamente alta sotto questo aspetto, perché li va a prendere a volte anche nella loro area avversaria, quindi non ti fa respirare. Questa intensità non sempre si può avere nei 90 minuti, quindi c'è bisogno dell'esperienza, c'è bisogno della giocata del singolo, c'è bisogno della qualità fisica, quindi è normale che lui in questo, e mi riferisco anche all'aspetto di prima negli errori di qualche cambio, può avere qualche piccola difficoltà che io ribadisco ancora una volta è anche appoggiato da uno staff eccezionale quale Moschella, il mister Tortelli e compagnia varia, no, che sicuramente curano questo aspetto nei minimi particolari, quindi è normale, un piccolo errore ci può stare, ma oggi, ripeto ancora una volta, questo Cosenza ha bisogno dei 3 punti, quindi io sono convinto che Roberto studierà qualche cosa che possa dare la possibilità a questa squadra di potersi salvare nel più breve tempo possibile. Buon pomeriggio, faremo un girone di ritorno alla grande, questo scrivono i nostri telespettatori, perché l'ottimo Trinchera ha azzeccato gli acquisti e siamo ancora a credito con la fortuna. Gli arbitri pare che hanno messo una mano sulla coscienza, forza Lupi, vinceremo il derby. A proposito del discorso Trinchera, ne abbiamo parlato spesso nel corso della trasmissione, inizio da te Francesco perché sì. Insomma, so che stai seguendo da vicino tutte le sorti del Cosenza e quindi sai benissimo alcune dinamiche. Adesso si è parlato di calciomercato, adesso si dovrà parlare del rinnovo, se è possibile questo rinnovo, perché in molti hanno dato il DS già partente. Abbiamo scritto un po' tutti, Anna, nelle settimane scorse, che è come indiscrezione, però attenzione perché abbiamo avuto modo di parlare in tribuna con Trinchera che non ci ha confermato questo, però abbiamo scritto un po' tutti quanti noi, giornalisti addetti ai lavori, che il mister avrebbe trovato già una nuova collocazione in Serie A con una squadra che sappiamo il nome che ancora non facciamo. Io non sarei del tutto convinto che il DS alla fine non voglia restare a Cosenza, non tanto per la piazza, non tanto per l'affetto dei tifosi e della società, ma perché, e spero che sia così, so da indiscrezioni da fonti del Cosenza Calcio che il presidente stia tentando davvero l'aggancio con il DS. Io la faccio mia questa valutazione perché la reputo assolutamente imprescindibile. Il DS Trinchera io penso che sia uno dei migliori direttori sportivi che il Cosenza Calcio abbia avuto negli ultimi anni, più di Meluso, più di altri direttori sportivi. Non me ne vogliono gli altri, ma con i soldi a disposizione, con un presidente come Guarascio che non sempre è come Gallo, se volessimo fare un esempio, un diciamo paragone calcistico. Ecco, usiamo questi termini, e chi meglio di Trinchera ha operato sul mercato? Certo, gli errori ci stanno tutti, ma come direbbe qualcuno, chi non fa non sbaglia. Chi non opera non sbaglia, è vero. Mi trovo pienamente d'accordo, chi non opera non sbaglia, quindi è normale che in questo sono stati bravi a capire che c'erano delle difficoltà come squadra e come organico. È vero che hanno purtroppo, e questo è l'altro aspetto, economico, ci siamo dovuti accontentare di qualche svincolato e purtroppo questo poi lo vai a pagare perché non c'è la condizione e quindi li devono rimettere a posto, però bisogna dire che hanno fatto un lavoro eccezionale perché cambiare 5-6 persone nella fase di riparazione non è semplice, così come a Reggio. Prendere 11 persone non è facile in un mercato di riparazione, gruppo, certo. e quindi è un lavoro atroce per chi deve costruire lontano da quando si apre il calciomercato, avendo anche oltretutto una disponibilità. Il vero problema del Cosenza, il vero problema del Cosenza Calcio, se proprio vogliamo essere seri e professionali, è uno ed uno solo. Anna, non so se sei d'accordo in questo, ma il problema
organizzativo, noi lo stiamo ribadendo da tempo, al di là dei soldi o dei denari che si possono mettere in campo. Io penso che una società di calcio professionistica e professionale come il Cosenza Calcio, come una qualsiasi società in Serie B, debba programmare per tempo. Questo al di là di esse, al di là dei presidenti, al di là degli allenatori, al di là dei calciatori, ma se programmi per tempo. E il Cosenza Calcio in questo, diciamolo, ha qualche pecca, perché se arriviamo sempre al mercato di riparazione e poi ci salviamo per il rotto della cuffia e facciamo dei campionati e non sempre ti può andare bene. Quindi che sia un invito a Guaraccio che confermi per esempio Petrucci e Sciolone che sono in scadenze di contratto. Mi hanno chiesto proprio questo, ecco, delle scadenze di contratto. Ti anticipo i messaggi. Sì, hai anticipato, sì. Che confermi il presidente Guaraccio, Trinchero, chi per loro assolutamente i contratti di Petrucci e Sciolone, così buttiamo le basi già per il prossimo anno. Io, facendo i dovuti scongiuri, penso che ci salveremo. Già con la Regina auspico i 3 punti, però che si gettino le basi già per un prossimo campionato. Mister, no, sono pienamente d'accordo. Supporto. Questo è l'unica pecca che ecco, se possiamo attingere alla nostra società è questa qui, quello di organizzarsi in maniera perfetta e anticipata, perché io ho fatto anche il calciatore, alcune cose si muovono 3 o 4 mesi prima, non si muovono gli ultimi 15 giorni e quindi è qualcosa di importante, quindi avere già dei contatti e avere già le idee molto chiare per quello che si vorrebbe fare, allora lì, ecco, sono pienamente d'accordo con te, l'aspetto organizzativo a livello di B sei stato calciatore, mister, e sai come funzionano, sei stato calciatore e sai come funzionano le dinamiche gli anche devi organizzative. Dare la tranquillità. No, ma se c'è un DS in scadenza di contratto, innanzitutto bisogna pensare prima a rinnovare. Lo chiedo anche a te, certo. Un calciatore, e tu sei stato calciatore, ripeto, può dire sì ad un DS che non sa se domani mattina o a fine stagione o nella stagione è ancora nel Cosenza? Quindi è questione organizzativa, organizziamoci. Io volevo chiudere con Antonello, sì, volevo far intervenire proprio te su questo discorso perché volevo sentire anche il parere dei tifosi. Ecco. Semplicemente Guaraccio dovrebbe sincronizzare il suo modo di gestire una società con i tempi del calcio. Questo è il tutto, è la sintesi, perché ovviamente trascinare giocatori in scadenza diventa poi difficilissimo andare a programmare una stagione, così come anche addirittura il direttore sportivo. Quindi voglio dire, l'investimento dei soldi si dovrebbe fare a luglio, agosto e non sempre a inizio dell'anno. Antonello, fammi un pronostico prima di salutarci. No, Anna, ti prego, no. No. 1x2, possiamo dire così. Tripla. Una partita movimentata, dai. Grazie ad Antonella Aprile di Cosenza nel Cuore per essere stato con noi. Sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane, Antonello. Grazie a voi. Allora, io vedo che è già collegato con noi Vincenzo Gulino, parliamo di uno sport diverso che non si tratta di calcio, andiamo a vedere una clip che riguarda questo atleta e poi parleremo anche con lui. Un attimo solo, vediamo se dalla regia sono pronti proprio per inviarci questa clip che riguarda le imprese di Vincenzo, la possiamo vedere insieme, ecco. Dreaming of this since a child.
tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? But holding it in for a while, eh? Take me with me if I can. And dreaming of this since a child. Allora Vincenzo, ti vediamo collegato con noi. Vincenzo è nato nel 2002 a Cosenza. Come nasce la passione per questo sport che è la vela, vero? Sì, la passione per lo sport è iniziata con l'Optimist. Ho iniziato con quello, poi tutto è cominciato guardando il mare, è cominciato iniziando a veleggiare. Che cosa provi quando sei sulla barca? Ecco, abbiamo visto che insomma tiravi la vela. Io adesso i termini tecnici non li conosco bene, tu sicuramente sei più bravo di me. Ma che cosa provi quando sei in mare con la tua barchetta? Beh, devo essere sincero, io provo sempre libertà, un senso di libertà. E quali sono i tuoi progetti futuri? Ecco, parliamo di questo. I miei progetti futuri saranno sicuramente arrivare al mondiale, almeno preparato ad affrontare un mondiale. Magari sarebbe bello anche arrivare a fare le Paralimpiadi di vela. Dove ti alleni solitamente, Vincenzo? Sei dalle parti di Crotone, se non sbaglio. Sì, mi alleno sempre lì, sempre a Crotone, e ringrazio loro perché mi hanno dato l'opportunità di cominciare questa attività con la nuova barca, questa nuova barca chiamata Ansa 303. Quanto è stato importante nella tua vita lo sport? Ecco. Molto, molto importante. Mi ha fatto superare un sacco di momenti difficili. Momenti difficili che insomma hai superato con questa felicità, questo entusiasmo che ti viene quando vai in mare con la tua vela, eccolo. Ti vediamo proprio in alcune immagini che ti ritraggono in mare con la barca, eccola. Sì, diciamo che con la barca io ho sempre questo rapporto molto felice. Non vedo l'ora di uscire in mare per poter essere appunto libero. Vincenzo, noi ti auguriamo tutto il meglio e ti facciamo l'in bocca al lupo per il tuo futuro. Speriamo di ospitarti anche nelle prossime settimane, magari ci racconterai qualcosa in più di questa tua esperienza in mare. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio e averci raccontato la tua esperienza. Grazie a voi. E noi siamo purtroppo in chiusura, non abbiamo potuto parlare di Serie A, mister Francesco, vuol dire che tornerete e ne parleremo in maniera più approfondita. Purtroppo ci siamo focalizzati un po' sul derby, ma giustamente avevamo degli ospiti. Ma che libertà la vela, ma che libertà questo ragazzo in mezzo al mare e in questo periodo dove siamo ancora tutti impauriti, perché è giusto che siamo ancora impauriti di Covid, vedere lui in mare con la barca, ma è una meraviglia, quindi spazio assolutamente a Vincenzo, di Serie A ne parleremo. Ne parleremo. Grazie a Francesco Mannarino di Gazzetta del Sud e di Calabria Diretta News per essere stato con noi, ci rivediamo nelle prossime settimane, così come col mister che è una promessa, deve tornare. Mister, parleremo anche di questa sua nuova attività. Gentilissima sempre per l'ospitalità. E vi lascio in chiusura come al solito alla clip, questa volta dedicata a San Valentino di Luigi Rogano e Luca Lepiane. Grazie a Luca Chito e regia, a Piero Arena per la videografica. A venerdì prossimo, arrivederci.
Poi lui, buonasera. Lui, ciao. Che stai facendo qua? Sto prendendo qualcosa, un pensiero per San Valentino. Ma Siamo mi quasi sembri vicini. questi cose, i cuoricini, i baci, ma stupisce un anno, ogni tanto. Stupisce, ma mica è facile, che ci Ma regala? regalaci un fiore. È un fiore, visto, sono sempre le stesse cose. Ma c'è meglio, regalaci un fiore, va. Oppure sa piantina, broccoli di rapa, e si sciala. Cioè, quindi un 14, lo sa che pazzo, broccoli rapa e salsiccia. E misciato. Grande Ben idea. creato. Bravo, Grazie. grazie. Figurati per un amico. Grazie a lui, grazie. Regala anche tu un fiore. È una pianta.